Buongiorno. Buongiorno. Signor Marco. Buongiorno. La partenza è un po'... Allora, ci siamo persi il filmare, il riprendere alla partenza della Veneto Gravel da 400 km, ma lo faremo al ritorno se torniamo. Siamo partiti, ok, 8 circa. C'è un po' di vento già contro, temperatura freschina e niente, vediamo come butterà nelle prossime ore. Corre lungo il Brenta, sempre con questo venticello primaverile bello fresco. Il cielo qui è azzurro, di là un po' meno, ma là noi arriveremo quando arriviamo là. Il Brenta e il Marco che è arrivato alla Veneto. Noi dobbiamo andare su di là, Mamma mia. dovremmo attraversare là. Qui fanno rafting o cercano di pescare anche. Secondo me potremmo cambiare sport. Guarda, questi vanno in discesa. Sempre in discesa. Vabbè. Su, su. Cis. Adesso attraversiamo il Brenta su questo bel ponte pseudo tibetano e andremo in direzione di Cismon del Grappa, da dove inizieremo a fare un po' di salita. Comunque questa ciclabile spettacolare, abbiamo sempre la parte dietro qua che probabilmente dovrebbe essere far parte dell'altopiano di Asiago. Affrontiamo il primo strappetto della giornata. Da Cismon stiamo salendo in questo strappetto dai 16-14, ora 18 dice, 17 per noi bazzecole, però questo non ci manda sul Grappa, ma spero che taglieremo prima per andare in direzione Feltre. Vabbè, come si dice? Che salita? No, non si dice. No, stavolta non lo diciamo. Non lo diciamo. Buona continuazione. 19 allora. comunque. 19? 19. E cosa che siano 19? I nostri anni. Salita quasi fatta. Seguiamo questo bacino che dovrebbe portarci poi in direzione di Feltre, e a Feltre avanti poi verso Belluno. Uscito il sole, spettacolare. Quando ti chiedono perché vai in bicicletta, beh, ci sarà un perché. Oltre che far tutta fatica, tirare porchi, prendere freddo, caldo, ma questo qua sicuramente ripaga sempre. Insomma, quasi sempre ripaga. Ponte della Vittoria?
Vabbè. Cheese. No. Per la privacy non c'è, Buongiorno. Guarda che roba lì. Che spettacolo. Oh! Ponte della Vittoria. Non vale così. Sul bacino di Arsiè, lago di Arsiè. Sì, lago di Arsiè. Tutto a Rocco. Ecco qua. Beh, bello. Che dire? Che dire? Bellissimo, bellissimi paesaggi. Un po' di asfalto. Ne valsa la pena la salita. Non vogliamo fare? Un po' di gravellino. Qui si sta girando intorno al Grappa, che è questo che vediamo tutto qua. Questa è una bella ciclabile in mezzo al nulla, montagne. Che dire, al momento proprio bello, bel giro, purtroppo più bello che quello del lago di Peschiera per il momento. Tanto sembra tanto più sterrato rispetto a quello, o perlomeno il giro dell'anno scorso. Volpe! Siamo arrivati in cima a Feltre, più o meno. Ho voglia di una focaccia, non trovo una panetteria, un panificio. Non mai farsi venire voglia quando si va in bicicletta di qualcosa di particolare. Com'è la via? Andando Feltre e andremo in direzione Belluno. Belluno. Non sappiamo cosa ci aspetta andare a Belluno, ma la direzione è quella. Il tempo È così. inizia a ingrigirsi. Così c'era scritto. Marco, tutto a posto? Sì. Dai, ci mancano appena 300 km. Solo 300 e un po' chilometri. Poca roba manca. Piano piano si fa. Lo calcolo come un lavoro. Noi due abbiamo fatto la Veneto, cioè, non vorremmo dire, cioè così, no? Non so dove siamo, ma dicono, c'è un cartello che dice uno dei borghi più belli d'Italia. Borgo Valbelluna, sarà questo? Il tempo, ma siamo partiti da Mel, che è là dietro, uno dei più bei borghi d'Italia, così dicono. Là c'è un belle nuvole nere, ok, e adesso andiamo sempre in direzione Belluno. Possiamo andare via dritti. Stiamo attraversando il Piave in direzione sempre Belluno, circondati da un panorama che ve lo sto a dire.
fatelo guardare. Qua c'è Marco, è l'unica cosa che stona nel panorama. Ancora intero. Ancora intero. E noi dovremmo andare giù, da quelle parti forse. Chi lo sa dove dovremmo andare. Però per il momento proprio un bel giro, direi. Un bel giro. A dopo. Ciao. Porca, questa no. Vieni qua, vieni qua. Siamo nel Far West. Un treno per Yuma. Treno. Marco, allora questa Veneto come sta andando? Così. Così. Dai, non preoccuparti, Dai. abbiamo appena fatto il primo quarto, non preoccuparti. Solo il primo quarto abbiamo fatto, cosa vuoi che È sia. stato più duro. Adesso ci mancano solo 30 km di arrivare a Vittorio Veneto, giusto? Poi un po' di salite su e giù fino al lago di Santa Croce e poi un mare di cartelli ci porterà fino dove ci porta? Caorle? No, Caorle, più o meno. Qua siamo a qualche chilometro dal Ponte delle Alpi, così dice il cartello, in questa ciclabile che dovrebbe essere quella della Cortina Venezia, ma non siamo sicuri, forse, ma non si sa. Però direi bella, bel giro, la montagna con la neve ancora, proprio bello, bel giro. Questo è il lago Santa Croce? No? Lago di Santa Croce, naturalmente se fanno surf e kitesurf vuol dire che c'è un pochettino di vento, ma guarda là che spettacolo dietro, ma guarda te. Fontanella? Acqua? Acqua? Immersi in mezzo alle colline del Prosecco. Prosecco italiano. Bevete solo Prosecco italiano. Bevete moderatamente. Anche voi ciclisti, la birretta quando si arriva a casa. Non adesso. Non adesso. Ti fa solo male adesso. Nemmeno il bicchiere di rosso col pin. No, niente rosso. Sì.
perché non abbiamo filmato, se no qui c'era un bel bicchiere di rosso, l'amarone. L'amarone è buono. Vabbè, siamo Conegliano. Conegliano, Sono le 17:39. 60-70 km. Dovremmo vedere il mare dopo aver visto le montagne. Vediamo il mare. Ok. Non capisco perché l'ha chiamata In realtà dal lago Santa Croce doveva essere tutta discesa. Cioè, questo è sempre in teoria. Giusto? Ok. Questo la teoria, la pratica non si sa perché si sale e si scende. Poi vedremo quanto è rimasto il dislivello. Vediamo il dislivello finale di quant'è. Se è come l'anno scorso che era leggermente un 30% in più. Prima non si vedeva niente. Qui c'è il Volpin, ok. Qua siamo a Oderzo, siamo nella piazza di Oderzo e adesso andremo in direzione Caorle, passando sopra vari argini molto probabilmente. Al momento non piove, c'è la luna là dietro, speriamo. Tutto bene? Cosa hai perso? C'è una scritta illuminata che sembra scritta proprio a mano in cielo, ma non si vede purtroppo. Luna, siamo quasi a Caorle e siamo quasi a Caorle, finalmente. Caorle. Ah, ci sono delle scritte, non vedono. Buongiorno. Abbiamo passato in qualche modo la nottata. Tanto freddo. E adesso siamo qua. Non è speciale. Stiamo andando verso Capusile. Perché c'è quella roba lì? È la chiave, una chiave. Stai prendendo. Vabbè, siamo qua sulla torre di avvistamento degli UFO. In attesa di qualche ciclista all'orizzonte, ma non se ne vedono. Sono passati due. O sono già tutti passati. Adesso scendiamo dalla torre qua e andiamo in direzione di là. Comunque freddo, molto freddo, dita delle mani congelate praticamente. Vabbè. Si scende di qua senza rivoltarci possibilmente. Ciao. Allora, Treviso-Stiglia, perlomeno il tratto Treviso-Stiglia, ex ferrovia ciclabile ora, lasciato Treviso, ci stiamo dirigendo verso Campo San Piero. Dopo Campo San Piero dovremmo uscire e andare poi verso Bassano, ma là vedo delle nuvolette scure, ma il mio amico Marco ha detto che non prenderemo l'acqua. È la buffata. È una gufata? Speriamo di no. 320 ragazzi. È arrivato al suo record. 320 km tutti da un fiato, quasi. Un fiato, quale fiato? L'auto Treviso, Stiglia, o perlomeno Treviso, Piazzola sul Brenta.
Possiamo più, eh? Non la rifaremo più. Sì, veramente un drittone interminabile. Interminabile. Comunque siamo circondati dai nuvoloni neri. Secondo me ci vedrete con una miss antipioggia tra un po'. Da mettere lì. Antipioggia o antiuragano? Perché dal nero che è. Sì, Vabbè. un uragano. Comunque questa è sempre la ciclabile, perlomeno da quando inizia la provincia di Padova è asfaltata. Prima è un po' un briciolino, sì. Come ti era detto, acqua a catinelle. Vabbè, siamo quasi arrivati, perciò più o meno quegli ultimi 40 km sotto l'acqua. Ti fanno bene. Lupulo qui, Marculo là. Piove, senti come piove, madonna come viene giù. Che dire, siamo, non so, a Bassano è là, guardate il grappa, col temporale che ha fatto è diventato tutto bianco, ha fatto la spruzzata di neve sul grappa. La spruzzata di neve l'ha fatta anche su di noi per il freddo perlomeno. Siamo quasi all'arrivo, siamo disfatti, siamo ghiacciati, freddo, le mani non sappiamo nemmeno se riusciremo a tenere in mano qualcosa. Anche i piedi. Insomma, gli ultimi 40 km sono stati Un po' tragici. sì. Dopo l'acqua. Il meteo non ci ha dato proprio una mano, tanto freddo, è venuto giù all'improvviso, proprio freddo, infatti si sono viste, il grappa è innevato. Vabbè, Marco, hai visto l'anno scorso eri qui Neanche accompagnare, quest'anno l'hai fatta tutta. Anch'io l'ho fatta tutta e basta. Basta, adesso aspettiamo di arrivare all'arrivo, faremo foto di rito se riusciamo a tenere in mano il telefono. Speriamo di prenderci qualcosa da mangiare riuscendo a tenere in mano la forchetta e sperando che non arrivi il secondo acquazzone, no? Ecco il miraggio, Marco, il miraggio. Si può baciare la bandiera. completato. Basta. Finita. Bella tosta. Salva corsa. Vabbè Marco, tu farai l'anno prossimo, farei quella del lago. Io ti seguirò su Whip. Ok. Andiamo a farci le foto di rito? Eh sì. Andiamo al finish. Ci arriviamo.